Ti svego così puoi tornare a casa. Adesso vieni a cercare. Aia. Dottore, arrabbiatemi subito. La donna c'è una cotedata. Subito, immediatamente. Immediatamente, dottore. Capo, stiamo aspettando. Forza che stiamo male, Gonzalo, dottore. State calmo, Gonzalo. Sta arrivando, un dottore sta arrivando. State calmo, non mi fate caso, non mi fate caso. Prego. Dottoressa, Salve, ispettore, che le è successo? Si accomodi. metto qua. Sì. Mi faccia vedere. Un piccolo taglio. Alessia, per favore, prendimi l'occorrente. Dobbiamo disinfettare. Intanto disinfettiamo, poi non mi sembra molto profonda. Possiamo dare un punto o disinfettarlo e prescrivere qualcosa. Chiudiamo. Prego, dottoressa. Grazie. Brucerà un pochino, eh? Un altro pezzettino, Ale. Grazie. Ok, passiamo. Fatto. Come un uomo. Per cui, che è successo? Dottoressa, segreto professionale. No, siamo va, capiti. Ci siamo capiti. Per la terapia? Mi faccia una cortesia, mi mandi la solita mail. Va Ok. bene? Arrivederci. 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 Mi raccomando, ispettore. Non si preoccupi, dottoressa.
figlio di puttana. Pronto, sì. Pronto, commissario Caputo? Ispettore De Lucio? Mi dica pure. Ha finito di fare l'infame. Ho capito il suo gioco. So tutto oramai dell'evasione dal carcere Asinara di Barrano e degli altri. Che cosa? Ma di che cosa mi stai accusando? Sono tutte cose finte, sono tutte fesserie, sono tutte scemenze quelle che stai dicendo. Ah, sono tutte scemenze, commissario. Lo immaginavo che dietro a tutto questo c'era lei. Ha le ore contate. Ma io non so di che cazzo stai parlando. Brutto pezzo di merda, forse non hai capito che io ti mando a dirigere il traffico a Milano, a Bergamo Alta. Pezzo di merda, non hai capito niente. Io e te siamo due, ma ti faccio vedere. Sì, parla pure, parla. Ma sto testa di cazzo, ma pensate, guarda, allucinante. Infame! Che ci fai qua? Da dove sei entrato? Sono entrato dal retro. La porta era aperta. Apro sotto e stai attenta. E che sei venuto a fare qua? Dopo tutti i guai che ci hai fatto passare a me e a nostra figlia. Però quando ti mandavo i soldi ti facevano comodo, vero? Ste femmine, sempre a chiedere. Mai contente siete? Mai. I soldi non sono tutto, Saru, non danno la felicità. A tua figlia la prendono in giro a scuola. Non ne posso più. Questa vita, cambiare casa ogni mese. Capisci, Ridda? Hai pienamente ragione. Però tu lo sapevi il lavoro che facevo e il rischio che correvamo tutta la famiglia. Per notare quasi se sta mamma. Dobbiamo cercare di trovare la stabilità per la nostra famiglia. Poi Mara non è più una peccerita. Mara è una signorina, mettetelo da testa. Mara sta soffrendo, Saru. Però è forte come Attia. Me lo devi promettere, Saru. Me lo devi promettere. Non ti preoccupare. Usciremo fuori da questa situazione, tutti assieme, come una vera famiglia.
Ispettore, Ciao Salvatore. appuntato. Prego, accomodate. Il solito. Questa barba dopo un paio di giorni non riesco più a sopportarla. Appuntato, sedete. Per voi? No, Salvatore, ma hai tagliato i capelli. Ci mangiano una raffrescata. Stai lamentando vecchio. Appuntato De Nicola, parla a plurale. Ci stiamo facendo vecchi. Ispettore, anche il sangue di Saruzzo Barrano si sta facendo vecchio. Ma non riuscite a prenderlo e a buttare le chiavi? O ancora deve giganteggiare a vita? Il Barrano ha le ore contate. E tu vedi di farti i cazzi tuoi. Appuntato, andiamo. Ispettore, hai capito? Hai capito ti fai una favore? Zè, la macchina è pronta. Don Saro, amoni, chiamate che non dice. Vabbè.
Ciccio, quanto tempo? Come sì? Allora, incacciava Cizzo. Non è che assettavo, non assettavo. E quindi, che me Ecco. Ma che piacere. Zio Francesco, ma sempre lo stesso, sai? E allora, che mi conti? Tu c'è, dopo la versione della Sinara, sono qua in Palermo, per voi. Rischiando un pochettino, però. Eri picciritto, ancora molto cuoio, quando te ne sei andato da Palermo. E ora sei tornato a trovarmi che sei un pezzo tuo su un capo. Bravo, bravo. Ho imparato da voi, zio c'è. Non esageriamo. E dimmi una cosa, com'è la situazione da in capo, i boliviani? Male, zio c'è. Gli americani, i colombiani, non sono mai contenti. Allora sentimi a me. Poi a pace, l'affare mangiare. I piccioli, la pila, sai bello. Mi ricordo quando era piccolo, quando era Nico, mi diceva zio Ciccio. Saru, ascolta sempre il consiglio di tutti, ma non lasciare. Ma io tua, così Cizzo è basilare nella vita. E infatti, zio Ciccio. Bisogna sempre ascoltare, sondare, però chi tu che lì sento non se lascia mai. E non l'ho mai fatto, zio Ciccio, non l'ho mai fatto. Infatti, ascoltando il vostro consiglio, ho ascoltato pure il mio cuore, il mio istinto. Mi ha portato ad essere il capo della cupola, non capi cosa nostra, però zio Ciccio, non voglio guidare da solo, lo voglio fare assieme a voi. Io a caso. Andiamo a pigliare un caffè, amore. Vai. E mi conta 4 cose. A sentire a me. Perché se tu senti a me come ti insegnavo io, un po' piedere. Tu devi capire che c'è da i piccioli, bazza, non li può fare essere scusi. Come è andato il viaggio a Palermo? Tutto a posto. Mi sa che zio Ciccio presto andrà in pensione. Ah, questa è una bella notizia. E allora perché ti vedo così pensieroso? Per l'incontro di questa sera con Don Vito Pugliese. Mi preoccupa un po'. Saru, ci dobbiamo preoccupare? Se pigliassi tanto figlia amara e venisse un'anticchia di tua sorella, starei più tranquillo. Ora fammi riposare l'anticchia che sono stanco. Don Vito, Oh, che fa, Saruzzo? Vieni qua, dammi un abbraccio, va. Vieni qua. come state, Don Vito? Come vecchi, Saruzzo. Ho molto apprezzato quello che hai fatto per mio nipote Ciccio. Don Vito, non lo dite neanche per scherzo. Io ho fatto credere che zio Ciccio Masiello e Carmelo fossero stati ammazzati per concludere l'affare con l'ambasciatore americano. E Don Giulius De Cesare ci è caduto in pieno. Adesso deve strisciare come una serpe e ascoltare tutte le mie condizioni. Io all'inizio ti avevo sottovalutato. Ora sogno vecchio e sogno pure malato. Avevo promesso il trono
a mio nipote Ciccio. Ed è per questo che ora ho deciso che a comandare ci deve stare una persona sola. E quella persona sei tu, Saruzzo. Vieni qua. Ed è per questo che ti voglio donare questa cosa che rappresenta la nostra famiglia. Voglio che la tieni tu. Don Vito, ne sono onorato. Al timone ci sono io, ma vicino a me ho bisogno di gente scaltra. Gente che sappia infiltrarsi nelle trattative con gli americani e con i pompiani. Qualcuno che è abituato a fare queste cose. Abituato a tradire. Parla chiaro, Saruzzo. Chi morire? Vostro nipote. Sarebbe perfetto. Marecca. Se calmerà, ci parlo io con mio nipote. Salutiamo, Don Vito. Nero, faccio pure tu, che chi dette sta capura. Tanto ma ci mancherebbe altro, io ma ieri. Il problema è che si lavora, ma non così tanto. Devo andicchiare acqua, va? Visto che questo si fa attendere. Sì, ho avuto un po' di problemi, ma adesso ho risolto tutto. Meno male. Zio Ciccio, Don Sato. lo so che sei deluso per la scelta di tuo zio, ma non devi esserlo. In ballo ci sono cose importanti che possono cambiare la vita di tutti noi, compreso la tua. Che è sta fungia? Venecca, abbrazzala. Saro, merci puoi te che rispetto a te che a me. E questo significa che sei uno che si fa volere bene. Tu per me non sei un problema, ma manco essere trattato senza rispetto. Zio Ciccio, ma che state dicendo? Tu per me sei sempre il nipote di Don Vito Pugliese e con tanto di rispetto verrai trattato, non te lo scordare. Però adesso ti devi mettere il cuore in pace. Sei con me? Ci puoi contare, Don Saro. Grazie, no? Ciao Florin. Ciao. La coca buona, Aspetta che ti faccio assaggiare. Minchia buona. Sono contento che ti piace. Dammi una voce a te. Prima caccia i sorti. Fermi tutti! Mani sopra la testa! Mani sopra la testa!
Vai. Fermo, fermo. Stai fermo. Ti muovi. Anche l'altra, vieni. Stai giù. Abbassati. Fermo. Stai fermo. Che ridi? Cosa ridi? Fermo, ho detto. Cosa ridi? Fermo! Guarda. Con queste ammazzano tantissime persone. Cammina. Vai, alzati. Pronto? Dottoressa, dai, in casa. Ispettore. Aspetta, ti richiamo. Fallo entrare. Fallo accomodare. Fiorenzo d'Ausilio, detto Florin. Si dice in giro che sei il nuovo picciotto di Rosario Barrano. Certo che questa cosa nostra io proprio non la capisco. Passare da una famiglia all'altra come se niente fosse. Dalla famiglia De Cesar alla famiglia Barrano. Parla, pezzo di merda! Non ho niente da dirvi. Anzi sì. Cosa? Voglio parlare col mio avvocato. Portalo via! Forza, susiti. Barrano, quella coltellata doveva essere fatale. Pronto, avvocato? Sta dicendo? A Florina e a Lamberto? Vabbè, 3-4 dosi sono poche. Pagate la cauzione e fatelo uscire che mi servono. Mi raccomando, avvocato, mi tengo informato. Sta sberra. Non mi lasciare più in pace. Prego, Gonzalo. Vieni con me, va. Mimmo, da un po' di tempo che non ci vediamo, eh? Hai visto? Che mi passava a fare? Tutto questo effetto negativo fa la mia presenza. Che cosa siete venuti a fare? Che cosa volete da me? Niente, solo parlare. E di cosa? Che affare?
sono stato scortese. Ma che cosa mi prendete? Non so. Magari se ci cedessi gli affari degli appalti clandestini cosa nostra ti sarebbe riconoscente. E io che faccio? Me ne torno nella strada a spacciare un poco di cocaina. E almeno parliamo degli appalti quelli catanesi. Non posso, l'ho promesso a donna Consuela. A donna Consuela? La figlia. Non sarò, non vi dimenticate che vi è stato vicino ai tempi di guerra. Mimmo, io niente dimentico. Se mi caccio da lì, fammi un caffè. Ciao ma. Ciao amore mio. Notizie di papà? No, ancora no, ma si farà vivo presto. Vieni, siediti qui con me. Guarda, sto vedendo le fotografie quando eri piccolina. Guarda Già. questa. Ero troppo bella. Sì, troppo bella, bellissima davvero, con questi occhioni. Anche se onestamente ora sono cambiata. La mia bellissima principessa sei tu.
Troppo bella. Florin, domani tu e Filippo andate a trovare il consulente di Don Mimmo Ferrara per una firma degli appalti, quelli clandestini. Ok, Don Salvo. Sì, buongiorno signora. Ah sì, mi sta chiamando per la pratica. Sì, un attimo che controlliamo. Un attimo soltanto che verifico sul computer i dati che lei mi sta richiedendo. Va bene, benissimo. Un attimino. Nicola, te stai fermo. No, ma che devo fare qua? Non capissi che stiamo travagliando? Ma allora perché me l'ha portato? A casa ne facciamo conta. Buongiorno. Sì. Dite a Don Saro che hai visto vigliaccata fatta a Mimmo Ferrara. La pagherà. Proprio una bella giornata, ragazzi. E dire che portava maltempo. Maltempo. Ispettore De Lucio, è una giornata bellissima. Godiamoci questo momento. Salve, cosa vi porto? Caffè? Va Sì, bene. Caffè per tutti, grazie. Grazie. E ragazzi, i miei sospetti sul commissario Caputo erano fondati. L'ispettore De Lucio testardo, ma alla fine ha sempre ragione. Ispettore, appena arriverò in ufficio emetterò subito mandato di arresto. Quello che mi aspettavo, dottoressa. Ispettore, piena fiducia. Anch'io ho fiducia a lei. Stanno arrivando i caffè. Bene. Un bel posto questo. Sì. Non dispiace, veramente carino. Quello che mi sorprende è questo senso di pace. Sì. Diciamo che il lavoro porta molto stress e questo è un momento di pausa. Ci voleva questo caffè. Signorina. Il conto, per favore. Ispettore, prima o poi i cattivi pagano il conto. Speriamo appuntato. A proposito di conto, Chi paga? Ecco il conto. Qualcuno deve pur pagare il conto. Giusto. Grazie.
Picchiami un cartone. Controlliamo. Ok, Florin. La roba buona è. Don Saro sarà soddisfatto. Scarichiamo. Don Puglisi, la vostra roba in commercio è una meraviglia. E che credeve? Noi trattiamo roba scarsa. Noi roba buona trattiamo. Salutiamo Don Saro. Oh, Florino, prego, assettati. Grazie. Come state, Don Saro? Tutto a posto, grazie. Bene. O Zenne che si dice? A gonfie vele, Don Saro. E gli affari? Tutto a posto, Don Saro. Da quando è arrivato quel carico, il business è andato alle stelle. E i picciotti? I picciotti rispondono bene. Mi fa piacere. Però come tu sai la mia sufficienza non mi piace. Voglio di più. Sempre di più. Tutti coloro che lavorano per me devono dare il massimo. E che questo sia chiaro. E fallo capire a tutti i picciotti dello Zenna. Perché se ti ho dato quell'incarico lo devi rispettare. Fino alla fine. Don Saro, tutto quello che io ho è grazie a voi. E tutto quello che voi chiedete, voi da me lo otterrete. Potete stare tranquillo. Ora mattina, Florin, che ho tante cose da fare. I miei rispetti, Don Saro. Che fame, Grazie. Buon pranzo. Buon pranzo. Buon pranzo.
Buono, Ti piace? buono, buono. Molto buona. Devo dire che avevo un po' di fame. Mara, questa sera tu e tua mamma andrete a stare da tua zia per un po' di tempo. Questo posto non è più sicuro. Papà, ma che stai dicendo? Qui tutti ti amano, nessuno ti può tradire. Anche chi sedette accanto a Gesù era suo amico. Tu ancora sei picceretta e certe cose non le capisci. Tuo padre ha ragione. Per un po' dobbiamo andare via da questo inferno. E poi una vacanza ci farebbe comodo, no? E la gita? I miei amici? Come faccio? Li sbrigo tutto e me ne vado. A gita e tutte le altre cose possono attendere. Per ora dobbiamo tenere cara la nostra pelle. Fuori c'è una macchina ad aspettarvi. Una persona sicura, una persona tranquilla. Questi dovrebbero bastarvi. Se ci sul problema mi fai sapere. Mi faccio di voi. Ciao Jamie. Ciao. Donna Barrano, ci penso io alle valigie. Prego, accomodatevi. Dottoressa De Burgio, dietro lo sbarco di tutti questi clandestini in Sicilia, lei non ci vede qualcosa di strano? Cioè? Secondo lei non c'è la mano di Cosa Nostra? Cosa vuole dire, ispettore? Sia chiaro. Io vedo una grande torta e ognuno ha la sua fetta. Vuole sapere chi è la ciliegina di questa torta? Barrano. Ancora lui. La sua è una fissazione, ispettore. Va bene, dottoressa, l'accompagniamo a casa? No, no, grazie. Portatemi al B&B Max. Al B&B, e come mai? Perché mi stanno ristrutturando la casa e preferisco così. Va bene, dottoressa. Salvatore, accompagniamo la dottoressa. Ok.
Mi dai una dose? Caccia i soldi. E a lui? Va bene, no, va bene. Ai, aspetta! Toma i soldi. Come puta! Nico, allora queste novità sono veritiere o mi devi far perdere ancora tempo? Ispettore, io da mia vita minchiato non mi hai detto mai. Nicola, modere termini, che seduta a tavola con voi c'è una donna, non uno dei vostri uomini. Allora mi vuoi dire dove si trova? Io prima di dirvi il nome, devo avanzare una richiesta. Dimmi. Mi dovete pulire le carte. Vedrò quello che posso fare. Intanto mi dici dove si trova? Alle due frontiere, nella Ferronera, no portone bianco. Che malcuzziere io? Va bene. Pronto, commissario? Sì, pronto. Vede di lasciare quella casa. Cosa? Perché sta arrivando il gatto. Poi dice non la voglio bene. Libero! Le lenzuola sono ancora calde e il televisore è ancora acceso. Avete controllato tutto l'appartamento? Ispettore, abbiamo controllato. È scappato. Chiama subito il comando, voglio una pattuglia per tutto il paese. Dottoressa, un altro che ci scappa. Che intende dire, ispettore? Che c'è un altro uccellino che canta. Non mi fido più in nudo. Torniamo al comando, Amuni.